23:58, ultima edizione del TG3. Ci vuole uno scatto d'orgoglio. Il Presidente della Repubblica, Ciampi, lancia l'allarme sulla crisi delle aziende italiane. In riferimento alla Fiat è evidente, ma anche la Chiesa, dopo la sospensione della trattativa sindacale, chiede che si risolva il dramma di tante famiglie. Questa sera a Torino, in un duomo gremitissimo, si è tenuta una veglia di solidarietà. Sentiamo le parole dell'arcivescovo di Torino, Severino Poletto. Ma io spero che non sia vero che il nodo si ingarbugli, perché sarebbe veramente un guaio per tutti. Quindi mi auguro davvero che si trovi intanto un punto di equilibrio. E il problema è evitare veramente di mettere in contrapposizione città con città o regione con regione, perché davvero si può innescare questa rivalità tra poveri quando ci sono persone che hanno bisogno di un pezzo di pane e ce n'è poco, tutti cercano di accaparrarsi per primi la loro parte. Bisogna trovare un punto di equilibrio dove davvero tutta l'azienda disseminata in varie regioni d'Italia trova la sua impostazione che tiene conto delle situazioni, cerca di non penalizzare o penalizzare il meno possibile le persone, e questa è la parte che deve fare chi governa, insomma chi gestisce con la responsabilità nazionale le situazioni di crisi grosse come queste. Ai sindacati che chiedevano modifiche al piano industriale, il gruppo torinese ha confermato che metà degli 8.100 cassa integrati non tornerà più al lavoro, licenziati definitivamente. Di fronte alla villa del Premier Berlusconi ad Arcore questa mattina i lavoratori dell'Alfa Romeo hanno consegnato una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio. Settimana difficile quella che si prepara per gli operai dell'Alfa Romeo. In stallo a Roma al Ministero la trattativa sul piano di ristrutturazione della Fiat, le nubi si addensano ora sul futuro dello stabilimento di Arese. Il 50% degli esuberi previsti nel piano anticrisi del gruppo torinese non saranno riassunti. Stipati dentro 9 pullman, gli operai di Arese oggi sono arrivati fino ad Arcore, davanti alla villa di Silvio Berlusconi, per recapitargli una lettera dove chiedono un impegno preciso del governo a favore dell'Alfa. Il Premier Berlusconi era a Roma, ma una delegazione di lavoratori è stata ricevuta da un segretario del Presidente del Consiglio. Se l'Alfa Romeo è stato un miracolo italiano prima e lui pretende di essere il miracolo italiano adesso, che questo miracolo si ripeta ancora con l'Alfa Romeo. Chiedo che intervenga perché anche noi operai dell'Alfa abbiamo diritto come tutti gli altri di lavorare. Nella discussione globale che si sta facendo sulla trattativa del gruppo Fiat non si parli soltanto di alcuni stabilimenti, ma che la soluzione venga trovata per tutti gli stabilimenti. Che salvino i giovani dell'azienda, perché hanno bisogno di un posto di lavoro e l'Alfa Romeo deve continuare a vivere. Al governo i lavoratori dell'Alfa Romeo hanno chiesto di essere trattati come i colleghi di Termini Imerese, di salvare anche i 1023 posti di lavoro di Arese su cui pesa la cassa integrazione a 0 ore e garantire così un futuro al polo automobilistico lombardo. Quasi un braccio di ferro tra i centristi del Polo e la maggioranza sulla RAI. Infatti non è stato ancora trovato un accordo tra il Presidente del Senato Pera e quello della Camera Casini, ma il segnale di una probabile rottura è arrivato con più forza dal fatto che al Consiglio dei Ministri Giovanardi e Buttiglione non si sono presentati. Ma non c'è solo la RAI, sul tavolo anche la devolution di Bossi, che Buttiglione ha apertamente criticato nei giorni scorsi. E in attesa del primo congresso dell'UDC che si terrà la prossima settimana, c'è chi come il capogruppo della Camera Volontè prospetta la possibilità di uscire dal governo garantendo comunque un appoggio esterno contrario. Giovanardi. Parliamo ancora di maltempo, sta migliorando al nord, alcuni degli sfollati tornano a casa, il livello dei fiumi e dei laghi diminuisce, resta soprattutto la preoccupazione per gli abitanti di Cortenovo in provincia di Lecco, le loro case sono minacciate da una frana di 40.000 metri cubi di fango e detriti. Genova è da 3 giorni in emergenza idrica, 14 autobotti riforniscono i quartieri rimasti senza acqua, priorità per anziani e malati. Il Consiglio dei Ministri ha intanto approvato lo stato d'emergenza per Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli, Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Sentiamo ora l'edicola con Sergio Criscuoli. Buonasera. Economia in primo piano sui giornali di domani, perché proprio nel giorno in cui il Presidente della Repubblica Ciampi tornava a intervenire sulle debolezze del sistema produttivo italiano, lo aveva già fatto ieri, proprio oggi è accaduto che la trattativa per la vertenza Fiat si è subito interrotta
appena l'azienda torinese ha dichiarato che almeno la metà degli operai destinati alla cassa integrazione dovranno dire addio per sempre al loro posto di lavoro in Fiat. Questo sui titoli dei giornali di domani, che vediamo subito. La Repubblica, Fiat si blocca la trattativa, Ciampi agli industriali, investite di più, serve uno scatto di orgoglio. Il Corriere della Sera, industriali uno scatto di orgoglio, la frase di Ciampi. Ciampi incalza le imprese, Fiat trattativa sospesa, i sindacati, intervenga il governo. La Stampa, Ciampi, imprese, serve uno scatto, stallo nel negoziato Fiat, l'azienda, piano già modificato. Quindi vediamo Il Mattino di Napoli che dà grande risalto a questo intervento di Ciampi, appello alle imprese, il paese perde competitività, serve uno scatto d'orgoglio, D'Amato prima le riforme, Fiat subito sospesa la trattativa, oggi la manifestazione CGIL per il mezzogiorno. Dal Mattino al Secolo XIX che fa questa apertura dedicata direttamente alla Fiat, trattativa bloccata, 4.000 a casa, i sindacati, intervenga il governo, confermati gli esuberi, Arese protesta ad Arcore. Quindi vediamo Il Secolo d'Italia, così con subito dopo altri giornali politici, azienda Italia, monito di Ciampi agli imprenditori, è stallo nella trattativa sulla Fiat, il presidente chiede agli industriali uno scatto di orgoglio. Quanto alla Fiat, Fini dice il governo, se necessario, interverrà. Quindi il giornale cattolico Avvenire, Ciampi all'Italia che produce, scatto d'orgoglio, la Fiat conferma il 50% degli esuberi non rientrerà, il sindacato chiede al governo di scendere in campo. Poi il Manifesto, la Fiat ha un piano, dice il titolo che sormontato su questa foto si capisce molto bene l'amara ironia di questa frase. Poi Liberazione, ecco il titolo, la Fiat mai più in fabbrica, ad un punto drammatico la trattativa tra la dirigenza aziendale e i sindacati metalmeccanici. E infine l'Unità, su questo tema, il governo della Cirami toglie ai più poveri, niente bonus fiscale a 1.200.000 pensionati, annullata una scelta dell'Ulivo. Ciampi insiste, state dissipando un patrimonio, Fiat sempre peggio, trattativa bloccata. Questo è il titolo del giornale dei DS. Adesso vediamo altri titoli che chiamiamo come sempre fuori dal coro. Il Messaggero dedica il suo titolo principale al codice di autoregolamentazione per i diritti dei minori che è stato siglato e che riguarda tutte le televisioni, quella pubblica e quelle private. Ecco il titolo, al bando la TV che non rispetta i bimbi. E questa è l'apertura del Messaggero. Poi abbiamo Il Giornale che fa un titolo a sorpresa, lo vediamo, governo, no scusate, questo non è a sorpresa, questa invece è la notizia della minaccia dei centristi della maggioranza di abbandonare il governo, gli ex DC marcano visita, Buttiglione e Giovanardi disertano il Consiglio dei Ministri, Volontè, potremmo dare l'appoggio esterno, i giuristi, illegittimo l'intervento della Corte dei Conti sul CDA RAI, e questo era Il Giornale sulle turbulenze interne alla maggioranza. Il Riformista commenta con questo articolo queste turbulenze, i centristi pensano in grande, vedono quota 10%, si sentono traditi da Fini, puntano alle amministrative di primavera. Il Premier sceglie Bossi, i neo-DC si mobilitano. E sul Libero invece abbiamo il titolo a sorpresa che dicevamo, eccolo, il governo è minacciato. Rapporto del Viminale introduce per la prima volta un capitolo sul terrorismo psicologico, quasi raddoppiate le intimidazioni. Strategia volta a creare allarme e tensione sociale, aumentati anche gli scioperi politici. Questo è il dossier del Viminale di cui parla Libero. Andiamo sulla stampa estera e concludiamo. Tra le segnalazioni di Klaus Davi ne abbiamo una del Financial Times che riguarda proprio l'Italia e le turbulenze e i problemi del governo italiano. La fortuna favorisce Berlusconi mentre gli impegni non vengono mantenuti, dice il titolo. Come lo scirocco, scrive il Financial Times, il vento caldo che soffia nel sud Italia tira aria di guai attorno a Silvio Berlusconi. Dai problemi alla Fiat, alle ultime controversie sulla devolution e sul sistema giuridico, sembra che ovunque il Presidente del Consiglio si giri ci sia un altro problema in agguato. L'ultimo esempio riguarda la Fiat.
Sarebbe prematuro sostenere, come fanno molti, che la coalizione di centrodestra è destinata al collasso prima della fine dell'anno, osserva Financial Times. La ragione per cui i problemi di Berlusconi passano in secondo piano è da ricercarsi nelle dispute interne alla maggioranza e nella confusione dei partiti di opposizione. Questo è il giornale britannico sull'Italia. Chiudiamo con un articolo di Handelsblatt, giornale tedesco, che riguarda il terrorismo, riguarda la spaventosa catena di attentati che c'è stata ieri in Kenya e in Israele. Il terrorismo senza rete, dice, leggiamo, in gergo economico si chiama franchising, ciò che il mondo ha vissuto finora. Similarmente ad una ditta, Al-Qaeda concede licenze ai suoi giovani affiliati. Sono offerti soldi, armi, addestramenti ed esplosivi. Ce n'è per tutti, gli interessi al franchising si possono servire e mettere all'opera. Per i servizi segreti questo è lo scenario peggiore, avverte il giornale tedesco. Si conclude qui la nostra rassegna stampa Italiana Destra e tornerà lunedì notte. Arrivederci. Situazione. A parte una modesta area di alta pressione sulla Scandinavia, sul vecchio continente c'è un'assoluta prevalenza di circolazioni depressionarie. La perturbazione presente sull'Italia però tenderà a portarsi verso i Balcani. Ed eccoci alle previsioni sull'Italia. La prima parte della giornata vedrà annuvolamenti e precipitazioni un po' su tutta l'Italia. Dal pomeriggio poi, mentre sul nord-ovest interverrà un graduale miglioramento del tempo, le nubi e i fenomeni tenderanno a localizzarsi tra il basso versante tirrenico e lo Ionio, dove si potranno verificare anche dei rovesci temporaleschi. I venti saranno deboli al nord, correnti di libeccio sul resto d'Italia, correnti che saranno moderate, tendenti a ruotare a nord-ovest sulla Sardegna. Molto mossi i bacini sardi e il medio Tirreno, mossi tutti gli altri mari. Le temperature massime sono segnalate in leggera diminuzione. Nel pomeriggio i valori oscilleranno tra 12 di Campobasso, 19 di Napoli e Reggio Calabria. Meteo 3, con la partecipazione di Fattorie del Sole, mozzarella tradizionale gruppo Alibal.